E dunque aspettando lunedì, quando si potrà fare sport all'aperto e nei parchi, alcune amministrazioni concedono una passeggiata sulla spiaggia. Carlotta Mann. Una boccata d'aria all'aria aperta. Dal 4 maggio si può, sia ai parchi seppure con ingressi contingentati, e saranno consentiti gli sport individuali, stabilimenti balneari ancora chiusi, ma una passeggiata sulle spiagge si può, non ovunque però. Abbiamo avuto l'autorizzazione di entrare nelle nostre strutture per effettuare dei lavori di manutenzione. Sant'Elpidio Marche, per ora bisogna accontentarsi di fare manutenzione in riva al mare. Dal 4 maggio tutti potranno fare 2 passi sulla sabbia, a patto di non essere in gruppo. E questa è l'ordinanza del presidente della regione Marche Ceriscioli. Qualunque assembramento sarà punito con una multa da 400 euro. Ci spostiamo in Emilia-Romagna. Da lunedì si può andare al parco, fare sport all'aperto e accompagnare bambini e ragazzi a fare un giro. Io andrei ancora un po' cauti. La nuova ordinanza, firmata ieri sera, vieta ancora di avvicinarsi al mare, niente passeggiate sulle spiagge, non ci sono ancora condizioni di sicurezza sufficienti. Non la pensa così il sindaco di Riccione: mi fido dei miei concittadini, scrive su Facebook e apre il lungomare. Se usano le mascherine come facciamo noi, si può anche fare. Della stessa idea la Toscana. L'ordinanza di ieri concede l'ingresso in spiaggia, ma solo a condizione di raggiungerla a piedi o in bicicletta. È concessa anche una compagnia, ma attenzione, solo quella dei familiari, non quella degli amici.